Signore e signori, buona partita a tutti, che vinca il migliore. Palo ferma l'azione, però a partire in contropiede la Cellini Padova. Bevelin Ingarrua corre, buono spazio, Vanessa Giogap parte al meglio per la Cellini. Pareggio immediato di Casalgrande, prova a correre adesso Bevelin Ingarrua, che potenza! E poi ha subito anche il contatto, lascio l'anticipo della sconfitta di Cassano, la vittoria di Mezzocorona, e poi Asia Mangone, tutto il suo talento in contropiede, forse non se l'è proprio sentita. Ok, lo scarico, prela spazio, preferisce andare dalla compagna Meneghini, Giorgia Meneghini. In questo momento c'è per Sofia Rodriguez, prova Bevelin Ingarrua, lo scarico, prova ad andare Giorgia Meneghini, Bordon, la palla finisce dall'altra parte, Karel Giogap prova il secondo attacco, scarico Rodriguez, ancora Bordon. Particolare della Cellini, che ho innesto, prova a correre, trova lo spazio, gran palla, poi Barresi, il tango argentino torna a colpire. Mangone prova ad andare, poi si alza troppo presto, poi Karel Giogap, 1 contro 1, Vanessa Giogap, prova, palla dentro. 3 partite dalla fine, questa è la terz'ultima di campionato. Ilenia Furlanetto ci prova lei, il tiro dalla distanza, poi c'è la prateria però nella ripresa del pallone, Bevelin Ingarrua, ancora lei, 11-9. Talento, è riuscito a cambiare l'angolo, non è riuscito a fare prima, poi il recupero di Franco, non torna neanche Bevelin Ingarrua, Franco da sola contro Brock, Franco, recupero immediato della Spallanzani, quello che ci voleva. Karel Giogap che è uscita dalla sua posizione di ala, poi prova l'1 contro 1, che incursione, si guadagna il tiro di rigore. Crocio pieno, la palla finisce su Giorgia Meneghini che non sbaglia. Fischiano passivo immediatamente vedendo il metro arbitrale. Prova Vanessa Giogap, la chiude così almeno per quanto riguarda il primo tempo. Prova a perdere tempo, rimessa, conclusione, Murata, 2 secondi, Giorgia Meneghini, ma non c'è tempo. Planeta, un po' di confusione, si rischia passi e poi il recupero di Vanessa Giogap, 1 contro 1, Vanessa Giogap contro Bordon, Vanessa Giogap prova a fare qualcosa per la sua squadra, come questo tiro di Ilenia Furlanetto, ma c'è Sonia Nabulele, on fire anche lei. In inferiorità numerica, 1 contro 1, scarico dietro, Furlanetto da lontano, sotto la traversa. Era stata Prela a prendere i 2 minuti per quell'intervento su Asia Mangone sul passaggio, e poi Ilenia Furlanetto che urla, che fa sentire la carica. Già passivo, però adesso deve correre, Bevelin Ingarrua si è fatto tanto spazio, c'è anche il fallo, ma riesce anche a segnare. Se lo sono perso completamente, poi per andare Mangone, ma un passaggio per Giorgia Meneghini, poi taglio, Selena Ingarrua, gran controllo in cielo, prova ad andare Selena Ingarrua, si scrive anche lei il tabellino, sublime. In campo Bevelin, prova ad andare Selena Ingarrua, palo pieno. Ha provato in qualche modo, poi bel passaggio, prova ad andare Giombetti, prova a correre, Ivana Giogap in qualche modo, poi la conclusione, parata, Sonia Nabulele, lancio lungo ma non c'è, poi lo scambio a 2, prova ad andare Sofia Rodriguez che ha una prateria, c'è lo spazio anche per Barresi, controllo e tiro, tango argentino, però grande giocata di Prela, abbiamo visto la sua dote di passatrice, poi la conclusione, parata di Annabella Ingarrua che si iscrive subito. Ancora Sofia Rodriguez, altra palla, diventa quasi un allenamento, stanno facendo ancora, tanti applausi. Della fine, andiamo Rondoni, lo scarico, c'è ancora Mangone da ala, e poi Ivana Giogap che recupera, e poi Prela per Ivana Giogap, a 5 secondi dalla fine, Ivana Giogap, festa totale, la Cellini Padova vince ancora una volta contro una Spallanzani che ha tenuto per 40 minuti, dopo però si è sciolta sotto questa valanga di nome Cellini Padova, 30-20.